Costituito anche ad Agrigento il comitato referendario per l'abrogazione della legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Si tratta di una declinazione sul territorio del Comitato Nazionale Una Firma per l'Italia che ha come scopo quello di raccogliere 500.000 firme a livello nazionale entro la fine del mese di settembre. È necessario per lo svolgimento del referendum abrogativo. Hanno aderito all'iniziativa, al comitato Will Agrigento nella persona di Gero Acquisto, la CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, l'Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro Don Mario Sorce, Ali, Francesco Cacciatore, Comitato Provinciale dell'Ampi, Angelo Lauricella, dell'Arci, Antonio Barone, Associazione Marrone con Rosario Manganella, Comitato di Cianciana, Salvatore Sanzeri, PSI Roberto Polizzi, Italia Viva Roberta Lala, Movimento 5 Stelle Gino Buscemi, PD Simone Di Paola, AVS Vincenzo Cassaro, Giovani Democratici Davide Raso. Nel corso dell'incontro sono state definite le prossime tappe e le iniziative di informazione pubblica che impegneranno i sindacati, i partiti, le associazioni e i comitati che sostengono la raccolta delle firme per il referendum. La campagna referendaria sarà svolta dai soggetti promotori, ognuno nei vari ambiti e secondo le proprie peculiarità.